buonasera a tutti. Questa sera presentiamo il romanzo Il sole sottoterra di uno scrittore di Novara, Maurizio Spini, che è qui accanto a me, che ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per i suoi scritti, scritto più romanzi? Sì, 4 romanzi. 4 romanzi, addirittura ha superato il 3. E compreso questo che addirittura è risultato vincitore nella seconda edizione del premio Memorial Vallavanti Rondoni. Si tratta di una storia ambientata nella seconda guerra mondiale, in un lager in Polonia, e che richiama nell'atmosfera, negli studi dei personaggi, nell'atrocità, ma anche nella forza di resistere al male e di sconfiggere la depressione e lo scoramento che viene in mente in questi frangenti. Film come Schindler's List, come Capò, e mentre lo leggevo e mi appassionavo anche in maniera sofferta in certi momenti al libro, mi sono resa conto che potrebbe essere benissimo la sceneggiatura di un film. E in particolare ti volevo chiedere proprio in questo momento, questa motivazione, perché sono molto accurate le descrizioni sia dei personaggi, sia degli ambienti, sia delle interrelazioni, se è tutto inventato oppure se è ispirato a un fatto reale o a qualche episodio che magari qualcuno ti ha raccontato. La storia è del tutto inventata, ma che per magia ho cercato, come anche in tutti i miei precedenti romanzi, di medesinarmi in ogni singolo protagonista, riuscendo così a trasmettere ogni loro emozione e sofferenza. Mi sono documentato solamente sul libro di Primo Levi, La tregua, questo giusto per segnare il suo tragitto di rimpatrio verso casa. Ho raccolto anche alcuni spunti dal film Il processo di Norimberga, alcuni dialoghi li ho copiati un pochettino. Il romanzo, anche se inizialmente ci proietta direttamente un lager, non è in particolar modo un romanzo sul tema dell'Olocausto. Non si tratta di un romanzo storico, nemmeno un romanzo d'amore, ma si tratta di una storia molto originale che nessun autore ha mai voluto raccontare. La storia ci proietta appunto direttamente un lager polacco in cui un giovane professore di lettere, Daniele, vive questa drammatica esistenza, non essendo in alcun modo una vittima delle leggi razziali. Quanto può essere veramente catartico l'amore? Sì, in effetti... O è un'utopia? È una cosa scritta Ma sul l'ingrediente, libro. io ho parlato con lo scrittore novarese, mancato lo scorso anno, Sebastiano Vassalli, e lui diceva sempre che in un romanzo gli ingredienti principali sono aggiungere una storia d'amore e un episodio di guerra. Quelli sono sempre gli ingredienti di ogni romanzo. Nel tuo ci sono tutte e due. Tutte e due, infatti ogni romanzo, vuoi o non vuoi, aggiungo sempre questi due Questi ingredienti. Il protagonista confiderà il fatto dell'incontro al suo amico fidato, appunto al signor Pavel, ma lei crede che in questo inferno possa nascere un sentimento. Basta che apra il suo cuore, Daniele, inferno o paradiso che sia, alla fine l'amore prevale su ogni male. Ma in seguito anche lo ammonirà, gli dirà: caro Daniele, siamo usciti dall'inferno e stia bene attento che il suo cuore è più fragile del suo stomaco. Ma non si può anche definire come un romanzo d'amore, perché ci sono troppe ragioni sul loro passato, sulle loro esperienze ideali che impediscono l'unione tra i due. Non si può neanche definire come una sindrome di Stoccolma a questo punto, perché il colpo di fulmine è stato causato principalmente dalla dottoressa del lager.